sono molto delusa da, da questa sentenza. Mi dispiace perché pensavo che la vita di una persona valesse un po' di più, specialmente visto che ci sono anche dei giovani che non avrebbero e che non hanno voluto morire. C'è delusione, ma anche rabbia nelle parole di Romina Ceccato, mamma di Riccardo Laugeni, uno dei 4 ragazzi che ha perso la vita la notte del 14 luglio 2019 in quel tragico incidente a Musile di Piave, lungo via Pesarona. C'è delusione per la sentenza pronunciata dal giudice nell'aula bunker di Mestre nei confronti di Marius Allin Marinica, condannato a 8 anni di reclusione per l'omicidio stradale, in cui oltre a Riccardo persero la vita Eleonora Frasson, Leonardo Girardi e Giovanni Mattiuzzo. Solo Giorgia Diral si salvò. Difficile per una mamma che sente questa sentenza non porsi domande. Se fosse stato il figlio di una persona un po' più alta di potere, o le leggi sarebbe stata uguale o avrebbe avuto un'altra sentenza. Ti chiedo una cosa sola, diciamo e pretendiamo che le leggi vengano rispettate, ma se chi fa le leggi o chi le mette in pratica non, non le mette quelle giuste, perché noi dobbiamo rispettarle? Ed è un brutto messaggio quello che stiamo mandando. Allora io a casa mia, se mi difendo da sola, se mi entra qualcuno, mi faccio 30 anni di galera, perché la legge prevede. Se ammazzo persone faccio 8 anni, se sono 8 anni poi. Io dico, per carità il PM avrà fatto il suo lavoro, ma come mamma penso che non l'abbia fatto bene. E chi è al governo, chi fa le leggi, chi è in Parlamento, chi dove cavolo è, mi scusi del termine, lo devono fare giuste queste leggi. Io non condanno una persona, io non do un numero, perché la morte di un figlio non è quantificabile. La signora Romina non ha intenzione di mollare. Un avvocato della difesa mi risponde che lui non ha lacrime per piangere, ma gliene impresto un po' delle mie se vuole. La mia battaglia è solo l'inizio. Io ho creato un'associazione, ma quella di oggi è solo una carica per andare avanti, per fare in modo che le leggi incomincino a avere il loro significato, cioè la dimostrazione, ci devono essere i fatti.